Siamo ancora una volta alla miniera di Pozzo San Patrizio. Simone sta entrando. Oggi proveremo a prendere altri rami ed arrivare al pozzo naturale, no? Pozzo naturale da 30 metri. E vediamo se troviamo altre cose nuove da vedere. Luca. E niente, andiamo. Aspetta qua, è buona piglia adesso. Ora qui prenderemo questa via del lato sinistro, per noi mai vista, inesplorata. Seguiamo da qua. Niente, qua era solo una nicchia. Quindi adesso si scende. Vogliamo scendere qua. Okay. Non so, Non via destra. Sì, proviamo ad andare qua, ma qua Stiamo affrontando sali scendi di gallerie. Questo fa capire che i minatori inseguivano la vena dell'argento. Qui davanti a noi c'è una grossa lastra di roccia che si è staccata dal soffitto. Vede il camino dove i minatori buttavano il minerale dai piani superiori, vero? O sbaglio? Questo è anche il cammino dove era sceso Luca l'altra volta. Sì. Qua c'è una bella mineralizzazione di quarzo, quasi puro. Ah, qua, cristalli di quarzo. Proprio bianco questo quarzo, sì. Qua. Come sei, Luca? Che bella parete. Parete liscia, cazzo. Quindi è naturale qua o no? Penso così, sì, sembra. Questa è praticamente una faglia di roccia che hanno lasciato i minatori. Vecchio le faglie. Puoi procedere per faglie. Sì. Quindi proprio gli strati messi così. Si vede proprio, Stesa di vigno. I segni lasciati dai minatori, tutti scarpellini. Eccoli qua. Stiamo affrontando una galleria molto più larga, questo fa capire che era quella centrale dove i minatori dovevano
essere più agevolati a portare fuori i minerali. Siamo saliti da una via e ci siamo ritrovati all'interno di una grande sala e sopra le nostre teste c'è quel sasso là che solo Gesù prega per noi che non cada a tappare vari buchi. 3 fornelli sotto i piedi di Luca. Non è simpatico, ma però è interessante vedere questi lavori che sono stati fatti dagli antichi minatori tedeschi. Guarda, proprio caolino puro. Si può vedere l'argilla bianca di questi monti caolino, estratta fino agli anni 90 e che veniva utilizzata per la produzione di piatti e ceramiche. Simone, abbiamo raggiunto, mi sa, i livelli più alti della miniera. Veglia. Bene. Come va l'esplorazione? Abbiamo finito di esplorare. Non c'è fine. Volevo una sopra per chi vedere. Dai. Nella roccia 2 R sembrano. Potrebbero essere antiche perché si vede il ricciolo. Fatte con il nero fumo delle lampade. Luca, siamo a un trivio, ci sono 1, 2 e 3. Abbiamo trovato Un ecosistema. esatto dei funghi che a decine e decine di metri sottoterra riescono a vivere nella roccia, perché questo paleo di legno dà vita. Sta marcendo pian pianino e dà l'humus. Esatto. C'è anche un stuolo di crostacei, di piccoli crostacei, piccoli artropodi, animaletti che girano qua attorno. Si Ecco. nutrono sempre del legno, dei funghi forse anche. Sì, eccoli qua, si vedono molto sul legno. Abbiamo trovato il pozzo naturale di San Patrizio, che praticamente questa sarebbe una grotta naturale che i minatori hanno incontrato durante gli scavi e sembra che scenda oltre i 30 metri per quello che abbiamo trovato. Ora Simone fra... Basta che non si ferme. Sì.
a metà. La prova del lancio, via. Chiaro, 2 alibi. Questa avventura del pozzo di San Patrizio termina qui e ci vediamo prossimamente in altre miniere. Ciao!